Andiamo col prossimo ospite, lui è Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL FSP Polizia. Ben ritrovato innanzitutto, dottor Padrone. Senta, se le dico taser, lei cosa mi risponde? Che dovevamo guardare i giornali di oggi, c'è una buona novità. Ma magari non tutti hanno avuto il tempo. Infatti e giustamente guardano la nostra emittente. Esatto, se no non sarei venuto. Quindi, tolto questo, ad altre TV, devo dire questa buona notizia è un'altra vittoria di UGL Polizia FSP, perché ci hanno anche lì ascoltato, pare che questo sia il momento buono per UGL, quindi ci hanno ascoltato, è entrata in sperimentazione la pistola elettrica. Per chi non conosce questa parola, taser, è una pistola che praticamente induce una scarica elettrica nel malintenzionato da parte della polizia e dei carabinieri che utilizzeranno questa nuova arma, e dicevo, cui nella pelle entreranno degli aghi, quindi che daranno una scarica, quindi la persona cade immediatamente per terra e quindi se è armata verrà disarmata, poi ammanettata e condotta chiaramente in ufficio. C'era un problema sperimentale perché innanzitutto in Italia ci sono sempre delle norme che devono tutelare purtroppo il malintenzionato, perché se il malintenzionato è portatore di pacemaker non si potrebbe utilizzare. Allora ci sono state fatte dei sondaggi della quantità di scarica elettrica che può sopportare il corpo umano anche nel caso in cui uno sia portatore di pacemaker. Mentre, anche perché non possiamo andargli a dire scusa, tu porti il pacemaker e poi utilizzare. No, ma in Italia è così, non è che in Italia uno, perché c'è il ladro con la pistola in mano, il poliziotto gli può sparare. In Italia non è così. Vediamo solo nei film americani o nel commissario Montalbano queste cose, poi non vedo nessuno poi che scrive queste cose. Però è partita questa sperimentazione purtroppo solo in 6 città, abbiamo Catania, Milano, Reggio Emilia, Caserta, Brindisi e Padova, qua vicino, che sperimenteranno per 3 mesi questa cosa. Chiaro, in Friuli quando arriverà? In Friuli arriverà sicuramente dopo i 3 mesi, ripeto, di sperimentazione. Il problema è che queste pistole costano. Allora, come io dicevo stamattina, scrivevo sui giornali, siccome tutti durante le campagne elettorali, tutti i partiti hanno parlato di questa sicurezza, la sicurezza qui, la sicurezza là, vediamo se adesso il nuovo governo metterà in campo questi soldini per comprare questa nuova strumentazione idonea. Quanto può costare un dispositivo? Siamo intorno agli ordini di 1.000-1.800 euro. Ma poi ci sono delle ricariche, cioè voglio dire è una pistola un po' complicata, chiaramente sarà data in dotazione ai reparti operativi, quindi alle volanti, ai carabinieri che faranno il servizio esterno, ai reparti anche celere, quindi voglio dire è una buona cosa, perché non induce più il contatto corpo a corpo, cioè ogni volta abbiamo visto carabinieri, poliziotti che andavano a finire davanti all'aula del tribunale perché avevano usato maggior forza di quella cioè le cose che fanno ridere. Quindi non ci sono regole di ingaggio e quindi eviteremo di avere scontri diretti con questa persona, perché se questa persona va in escandescenza, io lo dicevo tempo fa. Io mi ricordo un paio d'anni fa anche lei è stato protagonista, sì, mi sembra, di una mission al limite. Sì, meglio non ricordarla. Il vecchio stile di Raffaele Padrone, con tanto di cintura che a proposito, ci sono degli sviluppi che non posso dire per ragioni di ufficio. Ci saranno vedrà che verrò a raccontarli, ci sono stati degli sviluppi per quella vicenda, positivi, sono conclusi oggi, sono passati 2 anni ma si sono conclusi oggi. Bene, ne parleremo sicuramente. Quello che mi premeva dire era che noi abbiamo già in dotazione un'arma di difesa che non è quella della pistola, che non si può sparare a chiunque, ma abbiamo un gas, un peperoncino così orticante, lo chiamo gas, che non può però, ce l'hanno dato, ma guarda caso non può essere utilizzato in ambienti chiusi. È già successo che è stato evacuato mezzo condominio, è già successo che un pazzo presso l'ospedale civile di Pordenone era andato in escandescenza e non siamo potuti, arrivati sul posto, non siamo potuti intervenire con quest'arma perché se no va evacuato il pronto soccorso. Bene. Il pronto soccorso sarebbe da evacuare, ma velocizzando un po' le file non con i nostri gas. Quindi speriamo che questo, a parte gli scherzi, a parte le battute,
sia un'arma che venga presa in considerazione dal nuovo governo. Perché costano, ma speriamo purtroppo... anche che si insedi al più presto. Sì, Questo sì, governo. beh, I certo. presidenti ci sono, manca un po' l'accordo, vedere chi. Ma ne parleremo anche dopo con gli amici Grazie a voi. candidati alle regionali, anche degli aspetti Grazie a voi. nazionali. Ci vediamo la settimana prossima e magari anche con qualche chicca sul Sugli sviluppi? bilancio e sugli sviluppi appunto dell'operazione Se che ne lei parleremo stesso verso la festa della polizia. ha portato a termine. Speriamo che di festa Grazie. si continui a parlare. Grazie al dottor Raffaele Padrone. Grazie a voi. Clandestino afghano sorpreso nuovamente a Udine, seppure con il foglio di via.